Dunque, noi appunto cercavamo un'attività nostra da iniziare e cercavamo una zona qua in Friuli. E all'inizio avevamo trovato a Gemona in centro paese, però nel frattempo avevamo trovato anche questo, avevamo visto che era un po' abbandonato, quindi ci aveva fatto paura, avevamo detto di no all'inizio, ma in realtà quando avevamo visto il posto abbiamo detto caspita, cioè qua proprio era incantevole, cioè nel senso che la natura, la location dove siamo, circondati da questo lago, le montagne, era un qualcosa di fantastico. Solo che inizialmente abbiamo avuto un attimino di paura perché avevamo visto il potenziale, ma appunto il potenziale dopo bisogna renderlo attuale e quindi inizialmente così avevamo detto no, eravamo un po' insicuri, poi alla fine ovviamente le cose vanno come devono andare, quello di Gemona ci è saltato come attività e quindi abbiamo detto no, allora dobbiamo tornare sul Pecol e abbiamo iniziato così, un po' con una buona dose di incoscienza forse. Questo posto si chiama Da Febo e appunto è stato fondato da questo Febo che era il padre degli attuali proprietari, il quale lui viveva a Chievolis, da quello che so, e aveva avuto questa visione, diciamo, abbastanza illuminante, secondo me, di costruire, di creare un punto di ritrovo, quella volta negli anni 50, mi sembra più o meno, come solo un'osteria, no, semplice, e qui proprio come sul Pecol, come penisoletta, perché qui non c'era niente. E da lì è partito praticamente, si è fatto la casa, poi è andato avanti con cioè facendo osteria e poi nel momento in cui c'è stato il terremoto hanno ricostruito l'edificio così come lo vediamo e i figli sono subentrati e hanno portato avanti loro l'attività finché non sono andati in pensione, ecco. Però sì, il personaggio Febo è stato quello che ha visto, secondo me, il- la potenzialità di questo posto, insomma, di dire, boh, qua ci sta di aprire un qualcosa per il pubblico, insomma, di valorizzarlo, ecco. Ma inizialmente aveva fatto una balera anche dove tutti venivano a ballare, mi sembra di aver sentito queste storie un po' della gente che raccontava appunto che veniva qua a ballare, a fare, cioè era famosa l'aperitivo, la balera lì sulla terrazza. Io vengo da Venezia, un po' di acqua la devo avere vicino, quindi per me l'elemento acqua è importante, quindi sì. Acqua e poi le montagne intorno. Quindi sì, per me, per quanto mi riguarda, se non c'era il lago, era un posto come poteva essere un altro. Sono molto contenta di questa scelta, proprio perché io vengo da Venezia, quindi avrei potuto, come potevano dire i miei genitori, aprire un'attività a Venezia e non avevo nessun tipo di problema. Però appunto essendo una scelta di vita, a rimanere in una città a me non interessava. Quindi diciamo che come stile di vita no, non mi sono assolutamente pentita. Certo che è faticoso, questo devo essere onesta, faticoso soprattutto per quanto riguarda anche la ricerca del personale, proprio perché si diceva che è un po' una zona dimenticata, ecco, quindi quello si fa molta fatica ad avere una routine lavorativa, ecco. Appunto, venendo da fuori può essere molto affascinante e suggestivo, il fatto che ci siano le rovine. Qui vengono molte persone a vederle, però quello che manca sempre è il fatto che non sono valorizzate, perché quando vengono qua, cioè, mi chiedono dov'è il castello, dov'è la chiesa, cioè, dov'è Atlantide, cioè, quindi insomma, cioè, vengono qua, sanno che ci sono delle cose, ma in realtà non sanno bene cosa, quindi è sempre una via di mezzo, come dire, cioè non è, cioè, è vista o come il degrado o come una cosa bellissima, ma non è quello che è, quindi cioè, magari forse sarebbe da indirizzare la gente spiegandogli anche la storia, così
cioè si valorizza anche la parte che i tramontini sentono come malinconica. Beh, intanto mi chiedono perché ci sono delle rovine, quindi da lì incominci a spiegargli che quello è un lago, cioè tutta la storia del lago, che c'è il paese. Sì, si domandano perché ci sono delle case lì, insomma, quindi quello ti chiedono. E ti chiedono quando si vedono, come funziona l'andamento del lago che sale e scende, mi chiedono se si può arrivare a piedi, se si può andare a far sub, cioè c'è interesse e curiosità di vedere questa cosa, insomma. Beh, intanto il lago è di proprietà della diga, la quale ovviamente ha messo il divieto di balneazione per liberarsi da qualsiasi responsabilità e in questo modo ovviamente il lago non è sfruttabile. Cioè va a nuotare, può andare in canoa a suo rischio e pericolo, però se io volessi come appunto struttura ricettiva offrire un altro servizio che possono essere, che ne so, le canoe o i SUP adesso che vanno tanto, cioè, insomma, o anche un lettino, da dire, qualsiasi cosa, insomma, un servizio correlato al lago, non lo posso fare. Quindi prima di tutto bisognerebbe trovare un modo per capire come utilizzarlo parlando con i proprietari della diga. Ultimamente io col mio compagno eravamo arrivati a un'informazione per cui basta chiedere dei permessi alla ditta, per cui per un periodo tu dici avvisi, per quel periodo utilizzo il lago, ti fai un'assicurazione tua e quindi puoi fare. Difatti quest'anno staremo tentando di provare a vedere se riusciamo a utilizzarlo con magari qualche servizio in più, tipo la canoa, appunto, no? Però appunto il problema fino a quest'anno è sempre che che sapevamo, insomma, è proprio che la proprietà del lago è della diga e che ha messo il divieto di balneazione, questo non può, ovviamente non lo rende fruibile sempre, insomma. Però la risposta è sempre stata molto categorica, insomma, cioè non c'è possibilità di fare fin tanto che la diga è così, quindi non. Sì, mi sembra come che sia abbastanza definito, mi viene da dire, cioè le amministrazioni sanno benissimo che questo lago non verrà mai usato, appunto. E io ho un po' di vena polemica in tutto questo, perché sì, c'è il fatto di mancanza di collaborazione o il fatto che le persone, e la maggioranza sia anziana e che quindi fa difficoltà un po' a vedere il nuovo, ogni tanto è frustrante, cioè è un po' difficile quella cosa lì e lì non riesco a trovare soluzione, no? Cioè non riesco proprio perché dopo dici dovrebbero essere le amministrazioni, ma la gente è sempre quella, cioè io quello che faccio fatica per questa valle è vedere una soluzione. Mi sembra che stia andando sempre un po'. Non vedo, a parte i ragazzi del campeggio, non vedo come un riciclo, un rigenero, qualcosa di, no? E non riesco, e non saprei proprio, cioè non riuscirei a dare soluzione a questa cosa. Io qua ho messo, ho la mia vita, ho il mio lavoro, ho il mio compagno e quindi insomma fin tanto che ho questo resto qua. E poi la vita chi lo sa, insomma. Cioè.